Giorni, siamo partiti anche con la diretta streaming. Allora do il benvenuto, cerchiamo di fare un applauso perché arrivano anche da Bologna. Ladies and gentlemen, diamo il benvenuto, il welcome agli Abu, dico bene, ho detto bene, Abu che non ho capito se è un acronimo, ma insomma È un acronimo. È un acronimo che ha a che fare con il bisogno di urlare. Esatto, infatti il nostro disco si chiama Abbiamo ancora bisogno di urlare, che è anche il nostro acronimo, quindi... Che però non è il primo disco, questo qua è il secondo, ma insomma è una storia lunga. No, è una storia lunga. Te la raccontiamo adesso o dopo? Ma strada facendo, come Strada dice facendo. il il nostro amico santino nazionale, Santissimo Claudio. Strada facendo, perché adesso le cose invece più importanti e più recenti riguardano questa vostra ultima fatica discografica che ha avuto il percorso classico, insomma, di quello che succede oggi. Avete fatto una campagna di crowdfunding, esatto. Vi siete classificati primi, avete raggiunto l'obiettivo, poi avete registrato questo disco tutto da soli, diciamo. Tutto da soli, assolutamente sì, tutto da in soli. presa diretta, In presa diretta proprio, senza metronomi, tutto molto molto come si faceva una volta. E questa è una cosa che avete acquisito anche di strada facendo, se posso continuare su questa cosa. Secondo me tu vuoi che la suoniamo, non la sappiamo suonare. Non lo volevo adesso perché poi non me... Però sì, questa è una decisione che ho preso proprio perché volevamo comunicare quel tipo di urgenza che arriva nel non avere sovrastrutture come un metronomo o qualcosa di digitale, tutto su nastro, tutto analogico, tutto senza metronomo, quindi decisamente old school e molto urgente. Dopo essere passati per il computer e il click, insomma, credo. No, nemmeno, niente. No, dico prima in passato. Beh sì, no, nel senso prima che- fin troppo. Prima fin troppo. Bene, come vedete c'è tutto un passato che adesso andremo a scoprire, ma non ci impaludiamo subito nel passato, andiamo verso il futuro. Questo Esatto. credo che sia uno dei vostri brani più recenti, diciamo. Sì, e infatti è anche il brano che dà il titolo al disco e di conseguenza un po' anche al gruppo. Si chiama Abbiamo ancora bisogno di urlare. Abbiamo ancora bisogno di urlare, ladies and gentlemen, di Abu. I giorni sono tutti uguali, non siamo stati informati dalla pubblicità. Noi siamo poveri, puzziamo di sudore, dopo i bilanci di anno in anno abbiamo solo bevuto. Ci sono pochi notti che non dimentico, un paio d'ore che ho sperato di morire, ho pianto solo al minimo previsto dalla legge e per questo non ho mai imparato a ridere. Sono stufo di ciò che non accade, delle sveglie nei citofoni del mare, ed è chiaro, ho paura di morire, ma di certo non è colpa degli aerei che non prendo. Come sarà smettere di sopravvivere, stare a galla, mangiare in bianco, fare sempre la stessa strada? Come sarà smettere di sopravvivere, stare a galla, mangiare in bianco, non cambiare mai strada? Dateci solo i giorni memorabili. Grazie. Abu, questa qui era Abbiamo ancora bisogno di urlare. Esatto. Abbiamo Il ancora- nostro manifesto, mettiamola
chiamiamola così. Il vostro manifesto che però non è un pezzo diciamo da urlatore, ecco, che uno No. si immagina un pezzo che strillano nella terapia dell'urlo, sai quella che faceva John Lennon. No, quello è quello che arriva adesso. Quello è quello che arriva, non lo so meglio, me lo dite così con i gain mi posso regolare, perché invece Esatto. il prossimo pezzo è un pezzo punk. È praticamente è complicato suonarlo in acustico, ma ci proviamo. Perché Quindi un pezzo che è nato diciamo su altri strumenti. un è po' nato più- su strumenti un pochino più arrabbiati. Sì, ma in verità tutto il disco nasce con strumenti decisamente più arrabbiati. E noi stasera ti obblighiamo a essere più pettinati, diciamo. Sì, sì, ma lo facciamo arrivare lo Ci stesso. hanno insegnato a essere educati e noi saremo educati. Va bene, e quindi questo brano di Alto Decibel come si intitola? Questo brano, Lele, Tutto facile. Tutto facile a dirsi, poi bisogna vedere a farsi. Ladies and gentlemen, Abu. Anni di prigione per capire che per gli altri è tutto facile, con l'invidia dei successi, con il dubbio siano veri, Che le scimmie sanno salire sugli alberi, poi è un attimo cadere. le buone idee sono finite da un po', le buone idee sono finite da un po'. Spingo e voglio farti male, anch'io voglio un posto al sole, per gonfi di steroidi, voglio vedervi stanchi, ma sbaglio anche stavolta e vinci tu. Io noto sono stanco, urla al vento e nel silenzio. Penso solo che per gli altri è tutto facile, penso solo che per gli altri è tutto facile, penso solo che per gli altri è tutto facile, penso solo che per gli altri è tutto facile. Siamo pecore nere o cavalli vincenti, abbiamo pochi amici e pochi parenti. Pecore nere o cavalli vincenti, abbiamo pochi amici e pochi parenti. Le idee sono finite da un po', le mie idee sono finite da un po'. Penso solo che per gli altri è tutto facile, penso solo che per gli altri è tutto facile, penso solo che per gli altri è tutto facile, penso solo che per gli altri è tutto facile. grazie. Oh, avete mantenuto la promessa, questo era veramente un pezzo che in qualche modo insomma, descriveva meglio l'acronimo, insomma, o meglio il nome dal quale insomma, abbiamo ancora bisogno di urlare. Ne abbiamo. Però avete anche bisogno, se posso dire in questo modo, di andare in giro a suonare, lo state facendo, no? Stasera siete qui a Decisamente. Salotto. Stiamo girando. Siamo- Ricordiamolo, voi siete in realtà di Bologna, però Siamo di Bologna. state cercando di mettere semi un po' in tutta Sì, Italia. sì, siamo stati un po' in giro all'inizio dell'anno, siamo andati in Liguria, in questo momento siamo qui a Torino stasera, giovedì siamo a Bologna insieme ai Caracalma per una serata al Cortile Caffè, un posto molto importante di Bologna, e mercoledì prossimo suoniamo al Locomotive di Bologna per una data altrettanto importante. Quindi, e poi tutte le altre sono in via di definizione, quindi i nostri Facebook, Instagram, siti internet, ci trovate ovunque per sapere dove trovarci. Quindi state cercando di girare l'Italia con la vostra musica in un periodo in cui in effetti non è proprio la cosa più facile da farsi. Ci sono per i cose più gruppi. facili, È ci vero, sono- ci sono cose più facili. Sì. Bologna in questo momento sembra una città, come dire, un'isola felice da questo punto di vista. Voi no, che ci state? lo era un po' di tempo fa. Lo era anche lì. Cioè, comunque una città in cui si riesce a suonare abbastanza, però se vuoi anche uscire dalla città è chiaro che devi un po' impegnarti e venire in realtà belle come queste, per esempio, che ti danno un po' di opportunità di andare fuori col naso fuori dalla città.
Bene, bene, io sono contento anche perché poi qua ci sono dei backstage, io comincio a dirlo, incredibile, la gente si conosce, ci scambiano Esatto. numeri, e, insomma questa è la cosa importante perché ci si frequenta realmente. Adesso abbiamo un po' divagato, ma rimaniamo fermi sul focus che è invece il vostro lavoro. Abbiamo detto, è uscito da poco, siete in realtà state portando in giro questo vostro materiale, anche se stasera siete praticamente diciamo con la formazione dimezzata. Sì, perché- stasera siamo Decisamente dimezzata. in versione Ci facile. siamo ritrovati in 2 su 5. 2 su 5, che gli altri mi stanno guardando, dice vabbè, poi vedremo, ascolterete anche la Cioè, quelli registrazione. bravi li abbiamo lasciati fuori. Bravi, avete Così- fatto bene. Stasera suonano quelli scarsi. Un concetto meritocratico. Al Come- contrario, Come, però. si usa- come funziona in Italia? come si usa da noi, infatti. Come si usa da volevo noi. dire, Più questo sei è- bravo, più non suoni stasera. più non suoni, benissimo. Infatti qui diciamo abbiamo schiere di musicisti. Allora il prossimo brano invece che avete adattato in versione acustica, se non Chiaramente sbaglio, sì. adattato e ve lo facciamo raccontare dal nostro cantante che l'ha scritto, che così ci racconta meglio raccontaci un di po'. cosa si parla. Vabbè, si chiama Abituarsi e anche questa canzone si basa, cioè, parla ovviamente del fatto che molto spesso ci sediamo sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni e evitiamo di reagire Sì. o forse diciamo che non vediamo certe cose che sarebbe più giusto vedere e magari darsi una scossa e urlare per smuoverle un pochino. Bene, e allora ce la sentiamo in questa versione acustica di Abu qui al salotto. Abituarsi a non cambiare mai niente, a non cambiare mai. Abituarsi ad aver perso una guerra che non è stata mai nostra. Cosa importa? Cosa importa? Abituarsi al silenzio. Cosa stiamo aspettando? Abituarsi alla noia. Che cosa stiamo cercando? Cosa importa? Cosa importa? Abituarsi a comprare bottiglie piene d'aria. Abituarsi a galleggiare, non aggrapparsi a nulla. Cosa importa? Una stanchezza. Cosa importa? La tua violenza. Dimmi perché alle tue lacrime io non mi abito mai. A non avere più un volto da salvare. A chiudere le porte, a lasciarti andare. Quasi a questa fretta che rende tutto uguale. Quasi a questa rabbia che non mi fa pensare. Cosa importa il sudore? Cosa importa farti male? Cosa importa? Dimmi perché alle tue lacrime io non mi abito mai. A non avere più un volto da salvare. Chiudere le porte, a lasciarti andare. Dimmi perché alle tue lacrime io non mi abito mai. A non avere più un volto da salvare. Chiudere le porte, a lasciarti andare. Grazie. Abu qui al salotto in versione acustica e anche dimezzati, se posso dire, nel senso che insomma siete 2/5 di quella che è la formazione, anche se in realtà
ci siete tutti qui stasera, anche se gli altri non... Sì, siamo tutti qui e Gli altri si vergognano un po'. Esatto, noi siamo quelli più impavidi. non vale però così, non vale. Allora, abbiamo detto che siete in circolazione, diciamo, in questo periodo perché state facendo sentire questo vostro materiale nuovo, questo vostro ultimo lavoro, che in qualche modo è in direzione un po', adesso parafrasando, opposta e contraria rispetto a quello che era stato il primo per certi versi, nel senso che avete scelto un modo di fare un po' più, come dire, analogico, se posso così utilizzare. Anche rustico, sì. Un po' più rustico. Sì, esatto, esattamente. Siamo voluti tornare un pochino alle origini, un po' al capire come noi vogliamo fare musica e a far uscire quello che vogliamo esprimere con la nostra musica, quindi di conseguenza senza tanti fronzoli, senza tante, diciamo, complicazioni oppure, diciamo, costruzioni. Quindi anche come stasera, come foste quasi, diciamo, in spiaggia, una chitarra e due voci, sì. e in qualche modo le canzoni... sono nate così. Le canzoni nascono così, fondamentalmente. Quelle che funzionano nascono così, quindi abbiamo invitato produttori, appunto sovrastrutture, computer, tutto molto molto diretto. Molto più diretto, e anche poi in realtà farle dal vivo è una maniera di scoprirle per certi versi, che poi ti accorgi di che canzone, insomma, che effetto fa, no? Quindi la prossima canzone non so se l'avete mai suonata in versione acustica o se no, è la primissima volta di questa canzone in versione acustica, e tra l'altro questo è il nostro nuovo singolo. Attenzione. A breve, anche se qui bisogna scontrarsi con i tempi delle regie e dei montaggi, uscirà anche il video per il di video, questo. certo, Però a breve abbiamo finito di girare il video per questa canzone, quindi penso che insomma entro 2-3 settimane, molto forse poco. un mese, speriamo per poco. Pasqua, non diamo date che per le vacanze di Pasqua è proprio. per Pasqua risorgerà il nostro video, sì. Che sì, il brano si intitola, di conseguenza anche il video. La canzone si chiama Io sono un'ombra. Io sono un'ombra, signori e signori, di Abu. Solo che con te, come un effetto collaterale, è
Abu, io sono un'ombra, questo sarà anche il prossimo singolo, stasera ce l'avete fatto diciamo in versione così minimal, però insomma poi ci sarà anche tutto quanto l'apparato video e quindi anche si vedranno anche gli altri componenti del gruppo che voi avete anche la Molto batterista, brevemente, diciamo, molto non è che brevemente. bisogna nasconderla. E allora ricordiamolo, sarete anche in concerto questa settimana, abbiamo detto A Bologna al Cortile Caffè giovedì, insieme ai Caracalma, quindi insomma e la poi- prossima settimana al Locomotive, sempre di Bologna. sempre a Bologna. Sì. Quindi poi insomma quest'estate per seguire i vostri spostamenti bisogna andare sulla pagina Facebook e Instagram in cui siamo attivi. scritto AABU AABU. Con 2A fondamentale. con 2A fondamentale che Sì. sennò non è quella, arrivano altre cose. Esatto. E quindi ragazzi, come dire, in bocca al lupo per quest'estate e per Crepi. questa vostra diciamo nuovo album. Con che brano adesso salutate la piazza, il lab e anche tutto il pubblico del salotto, anche quello in streaming? Vi salutiamo con una canzone che si chiama Ti voglio bene. Oh, meno male, No, invece non Sì, è la illude. classica canzone d'amore. meno male. Non è una canzone di grande affetto. Ah, non è una sembra. Vabbè. Sembra, ma non lo è. non Noi lo ci è. fermiamo a Ti voglio bene, poi adesso sentiamo il resto. Sì, esatto, tutto il resto non promette altrettanto bene. Ti voglio bene, non me lo puoi dire. Tu che mi hai fatto passare per matto. Tu che hai due gambe, due mani e due facce. Che resti in bilico pur di non spingere. Io voglio un posto dove stare male. Qualche persona da annoiare. Voglio che non ti fai vedere più. Se non hai altro da potermi dire. Queste vite sempre tutte uguali. Più sei diverso e più resti fuori. Più sei diverso e più vorresti entrare. Che dentro al cerchio non soffre mai. Ma chi non soffre non ha pensieri. E guarda il mondo come guardi un cane. Se resti buono ti portiamo al mare. Se alzi la testa resti in autostrada. Parole come pugni e tu vuoi consolarmi. I tuoi bracci sono come corde al collo. Con gli occhi innocenti resti sempre un uomo che mi guarda in faccia per non sentirsi in colpa. Voglio bene, non me lo puoi dire. Tu che non parli se non può servire. Da quando mi hai lasciato spalla al muro posso vedere molto più di prima. Ma per fortuna esistono due strade. C'è chi rimane anche se non conviene e chi sparisce come muore un cane. Ma dimmi ancora quanto mi vuoi bene. Parole come pugni e tu vuoi consolarmi. I tuoi bracci sono come corde al collo. Con gli occhi innocenti resti sempre un uomo che mi guarda in faccia per non sentirsi in colpa. Lai 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 la. 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 Grazie, buonanotte. Buonanotte. Grazie agli Abu, grazie mille, anche voi un grosso in bocca al lupo. Adesso facciamo una breve pausa e poi abbiamo ancora due sorprese perché ci sarà solo Diego e Michael Billie Jean. A fra poco.